Ci sono i 100 maschili, il Daniel Songuma, grande atleta francese, non più ai livelli di qualche anno fa, abbiamo visto prima Ezio Madonia in prima corsia, Janne Haapasalo poi poi Giorgio Marras in quinta. Giorgio Marras duecentista soprattutto, però quest'anno un buon 10.32 per lui che è primato personale. Cercando di leggere in anticipo la gara, Songuma dovrebbe essere più forte degli altri, ma Ezio Madonia è in crescendo di condizione. 27 anni per lui, una grande frazione in semifinale, nella 4% frazione conclusiva in semifinale ai campionati del mondo. Gli azzurri conclusero con un 38,90, risultato probante, ma soprattutto un quarto posto che poi divenne terzo per la qualifica della staffetta francese, sarebbe diventato terzo. Una finale guadagnata ed invece per 2-3 passetti che Andrea Amici, bolognese in terza corsia, avrebbe fatto nella corsia a fianco, c'è stata la squalifica per gli azzurri, partiti dai blocchi. Marras, Songuma, Madonia pare di stendersi, Madonia, Marras doppietta, incredibile, 10.43 il risultato, incredibile davvero. E intanto andiamo anche a controllare, a tenere d'occhio il tabellone del vento. Ezio Madonia primo, Giorgio Marras secondo. Non è atletica da saldi di fine stagione per molti di questi azzurri, bravi davvero. Era difficile pronosticare una vittoria, ma era impronosticabile sicuramente la doppietta. La rivediamo da dietro. Il primo che vedete, ecco, è Ezio Madonia, era partito bene Songuma, subito ripreso da Madonia, a fianco a Songuma l'atleta di colore c'è stato per un certo periodo Haapasalo, poi il recupero lanciato di Giorgio Marras che è duecentista di buon valore. Qualche ultima falcata non esemplare per Ezio Madonia che ha perso i piedi negli ultimi 4-5 metri, ma tant'è bastato per la vittoria di Ezio Madonia, un tempo per ora di 10.43, il vento è girato, è ora più 0.70, è stato più 0.70 questa vittoria di Ezio Madonia, 10.43 per Madonia, Giorgio Marras secondo. Vediamo di aspettare l'ufficializzazione del risultato, ecco la 43.51, i centesimi dopo i 10 secondi per Marras e Madonia e Marras. 8. Più che concorsi dovrebbe essere aggiornata alla staffetta 4% e sì anche a qualche concorso. Intanto stiamo vedendo Olivier Théophile che darà il testimone dalla prima frazione alla seconda, Jean-Charles Trouabal. Poi per la Francia ci sarà Daniel Songuma ed infine Eric Perrault. Ecco i blocchi. Giorgio Marras, duecentista da 20,66 in prima frazione, poi c'è Carlo Chiena, altro duecentista, quest'anno da 20,60, in buona forma Carlo Chiena, 20,80 in una recente riunione a Biella, poi Andrea Amici, l'altra curva, e Ezio Madonia. Dovrebbe essere lotta, duello Italia-Francia, Italia che si allunga con Marras in prima frazione, lunghissimo il cambio francese, buono, perlomeno discreto il cambio italiano. Gli azzurri con Occhiena stanno guadagnando proprio a causa del bruttissimo cambio francese. Schiacciato questo cambio fra Occhiena e Amici, gli azzurri al comando sulla Francia che però recupera in corsia interna, ed è allora una bella lotta. Un po' schiacciato il cambio fra Amici e Madonia, si è lanciato per Roma, si lancia Madonia recupera, Madonia non ce la fa per quel mezzo metro finale, un tempo modesto, 39,35. Madonia ci ha provato ma non è riuscito ad acchiappare Eric Perrault e quindi Francia che vince con un tempo per ora ufficioso di 39,35 con Olivier Théophile, Jean-Charles